Oggi a Raffadali, il 25 aprile, con una manifestazione denominata Il mio canto libero. È una manifestazione proprio dedicata ai poeti perché con libertà di espressione possano leggere le loro poesie. E questo concetto lo esprimo dicendo che il 25 aprile fu il momento in cui dall'oppressione, dal fatto che non si poteva parlare e dire cosa diversa dal regime, oggi invece, dopo il 25 aprile, si può parlare, dire quello che si vuole in piena democrazia, grazie anche alla Costituzione della Repubblica Italiana. Questa è una scelta che come Biblioteca Comunale abbiamo fatto, grazie anche all'amministrazione. È una scelta che io porto avanti con coerenza assieme ai poeti che sono venuti e devo dire li ringrazio per la loro adesione. Oggi il 25 aprile a Raffadali in un modo diverso con la lettura di alcune poesie. Oggi la giornata è una giornata importante, nel calendario è segnata di rosso perché praticamente è la festa della libertà, della liberazione dell'Italia. È giusto inculcare ai giovani e alle nuove generazioni che verranno che questo è un giorno importantissimo, un giorno di memoria, perché non dobbiamo dimenticare, perché la storia è il futuro e ci sono volute migliaia e migliaia di morti per arrivare a questa libertà, quindi dobbiamo ringraziare anche i nostri padri costituenti perché nonostante la pensavano in maniera diversa su certi aspetti religiosi, anche sull'aspetto politico, in merito alla Costituzione hanno trovato una unità di intenti e quindi hanno redatto un dono meraviglioso, appunto che è la Costituzione, a partire dall'articolo 1 in su, dove l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro, all'articolo 21 ci hanno dato la possibilità di esprimere il nostro pensiero con la parola, quindi dobbiamo portarlo sempre metaforicamente parlando in tasca la Costituzione, perché è uno scudo importante per farci andare avanti nel miglior dei modi e per rivivere un'Italia più sicura. Tra qualche giorno, il 1° maggio, una festa molto sentita a Raffadali, la festa dei lavoratori. Il Comune ha organizzato una grande manifestazione come è solito. Sì, quest'anno stiamo cercando di realizzare un evento del 1° maggio anche con quelle che sono anche le esigenze del bilancio, e abbiamo cercato di portare qualche altro tipo di cantante, ma non c'era massima disponibilità sugli artisti cugini di campagna, diciamo alla fine sono ben conosciuti. Pensiamo che sarà un 1° maggio di successo, ma anche per il giorno 30 voglio anticipare che ci sarà la presenza di Don Bachi, un cantante che è ben conosciuto, e speriamo che saranno entrambi all'altezza della festa che solitamente si realizza qui a Raffadali. Anche Giuseppina De Rasi dà il suo contributo a questa manifestazione il 25 aprile? Sì, assolutamente. Io sono onorata e felice di essere qui per coordinare la serata, questa serata promossa dalla Biblioteca Comunale del Comune di Raffadali con il titolo Canto Libero. Canto libero sì, perché a 79 anni dalla liberazione, questa data che comunque porta in sé un significato molto alto, che secondo me va sempre rispolverato e trasmesso alle nuove generazioni, ed è molto bello che tanti poeti ed artisti vogliano comunque contribuire attraverso le proprie liriche, il proprio contributo per dare vita a questa serata. La storia non passa, rimane, scorre nel sangue, sospira, sferza, plasma e modella, inchioda immagini e trame, e momenti e volti, colori, profumi e nubi e soli, dolci e amari sapori. Incide le carni con profonde ferite, diretti all'anima stampa illuminanti sorrisi, e il letto con sassi e velluti su cui scorre il fiume della vita, prima di disperdersi nell'infinita immensità dell'eterno mare. Mi sono sbagliato, io ho trovato l'intasso, un partigiano,